Buongiorno a tutti, buongiorno. Ah, si sente l'audio? Forse sì. Allora, un attimino solo che regolo i volumi, se no non ci si capisce niente più. Ok, allora voglio vedere qui se funziona anche questo. Attenzione un attimo. Buongiorno a tutti, Allora, ci siamo. Ok, questa qui la posso mettere qui. C'è una finestrella che non so dove metterla. La mettiamo qua. Perfetto. Ho cambiato delle cosette e quindi buongiorno. Oggi sono le 10 e 11 minuti, pronti per fare una nuova live di Reni Retro. Oggi andiamo avanti sempre con la seconda puntata, il secondo episodio di quello che abbiamo cominciato a vedere ieri durante la giornata, durante la mattinata di ieri. Sempre lo stesso scatolone, io ho rimesso tutto dentro questo scatolone. Un attimo che non riesco a vedere chi c'è collegato, un attimino che mi si è chiusa la finestra, aspettiamo che il computer, c'ho un computer molto vecchio, vediamo se durante il 2023 lo aggiorno o ne compro un altro, vediamo un po' a seconda di come, se piacciono queste cose che faccio. Senz'altro converrà investire e acquistare qualche altra cosa. Ok, allora un attimino ulteriore, che eccoci qua. Scusate, queste sono tutte cose che io normalmente faccio durante la sigla, ma ho ricevuto una telefonata durante la sigla e quindi non ci sono riuscito a farle. Allora, ok, adesso ci siamo pronti. Ok, tutto fatto bene. Come vedete, di qua, qui, opla, qui, indico qui, sta girando un breve filmato che sono riuscito a fare al volo con un esempio di volume che noi andiamo a vedere, che io vi faccio vedere qui. Allora, senza indugiare oltre, allora, ieri abbiamo visto il volume 1 di quest'opera enorme fatta dall'amico Giuseppe. Ok? Questo è il volume 1 di delle scansioni di tutti i volumetti di Special Program, vedete? Ok, poi mi era stato detto, io non ho avuto tempo di andare su in soffitta a prendere gli originali, però io in un cassetto c'avevo, guardate un po', Wargames. Allora, guardate, il formato è esattamente quello. Allora, prima di andare a vedere volume 2, vi volevo far vedere quello che intendevo ieri, quando io dicevo che le riviste sì, possono anche arrivare ai giorni nostri, però magari sono un po' rovinate. Questa stava in un cassetto, conservata bene, non è che stava conservata male. Vedete, qui ci sono le pubblicità, Magnifici 5, Magnifici 7, Special Program, Pidipim Padapam, Vedete, questa è la copertina, ma come vedete, ecco, qui ci sono delle strisce, delle piegature, come vedete qui è un po' tutta rovinata, vedete? Poi anche le telecamere non riescono a rendere, vedete? Cioè questa è tenuta benissimo perché non c'ha grossi problemi, però pure se vedete l'arancione qui, vedete qui c'è una macchiolina bianca qui, vedete? Quindi il problema di far arrivare ai giorni nostri queste riviste è che molte presentavano delle imperfezioni, vedete? Questo è originale dell'epoca, degli anni 80. Questo è proprio originale anni 80. Wargames, usciva anche questa in edicola.
Vedete, vi sto facendo vedere questa qui perché è molto piccola, breve, e ci vuole poco a sfogliarla tutta. E poi ci andiamo a dedicare al volume 2 dell'opera di edicola8bit.com. Vi ricordo che per acquistare quell'opera che io vi sto facendo vedere in questi episodi basta andare sul sito di Edicola 8bit o su eBay, e i link li trovate tutti quanti in descrizione di questo video. Ok? Vedete? Questi erano i wargames, i giochi di guerra, che io come vidi wargames già mi venne in mente il film, mentre invece questa era una collezione di tanti giochi di guerra. E mi ricordo che qui ce n'era pure uno che sfruttava diciamo, la potenzialità del chip SID del Commodore 64 di parlare, e diceva, che ne so, Minefield, Tanka, che erano i carri armati, Minefield il campo minato, e tu guidavi sto carro armato in una guerra. Comunque questo per farvi vedere che anche le riviste tenute molto bene purtroppo presentavano dei difetti che sono stati corretti pagina per pagina su quest'opera. Ok? Quindi andiamoci a sfogliare un po' questo. No, questo è il volume 1, ho sbagliato, meno male che l'ho visto. Volume 2, che volume 1? Volume 2, eccolo qua, volume 2, eccolo, edicola8bit.com. Mamma mia, appena stampati, bellissimi. Allora, qui come sempre c'è il menu, c'è l'indice, il menu, mi viene sempre in mente il menu, invece l'indice, e qui cominciano i giochi di Special Play Games. A me piacevano tanto le copertine proprio perché c'erano tutti questi disegni che vi ribadisco essere stati fatti con il Koala Pad, ok, o con il joystick, o chi ce l'aveva anche il mouse. Però diciamo il programma era quello, era un programma molto simile al Paint di Windows 3.11. ok? Anche in questo caso stiamo partendo dalla pagina 577, ok? Quindi quell'altro erano 576 pagine. Qui partiamo dalla pagina 577. I giochi erano tutti fast loading biturbo, come la Maserati, una Maserati biturbo. Vabbè, allora questo fast loading biturbo che voleva dire? Allora facciamo anche un po' di storia di Special Program, oltre a vedere la perfezione di quest'opera. Allora, i giochi da cassetta normalmente impiegavano, che ne so, 7-8 minuti, qualche volta pure 10 minuti per essere caricati, ok? Si inventarono allora già all'epoca dei sistemi anche software, quindi non necessariamente hardware, perché poi li inventarono anche hardware, però diciamo la maggior parte erano software, di comprimere ancora di più i dati che venivano salvati. Originariamente il 64 salvava 1 a 1, così com'era il programma, così lo salvava su cassetta. Invece questi fast loader che facevano? Comprimevano il programma, e quindi tu normalmente potevi pure caricare prima il turbo tape, e allora quello tu dovevi prima salvarlo, freccetta S, se non mi ricordo male, freccetta L load, freccetta S save, lo dovevi salvare con il turbo tape, e quindi quel programma era praticamente compresso, quindi occupava meno spazio di nastro, meno tempo, e quindi tu lo potevi caricare in un tempo minore, ok? Tanto bene o male c'ho un eco che mi ritorna dalle casse che mi dà un po' fastidio, lo abbassiamo, ok? Praticamente veniva caricato in meno tempo e veniva diciamo tra virgolette scompattato in tempo reale. Infatti spesso e volentieri un'altra funzione delle righe di cui parlavamo ieri, queste qua,
queste righe qua, queste. Un'altra funzione era che magari tu lanciavi il load, caricavi il programma, veniva caricato, si fermava perché sul Commodore 64, sullo Spectrum no, ma sul Commodore 64 il registratore era controllato dal computer, dal Commodore 64. Quindi a un certo punto tu vedevi, si fermava il nastro, però ancora non ti era comparso né il cursore né il gioco né niente. Poi a un certo punto comparivano le righe, tutte queste righe, queste che vi ho fatto vedere, e poi dopo partiva il gioco. Perché? Perché in quel momento il computer stava scompattando quello che poi sarebbe diventato WinZip, WinRAR, eccetera. Tutto questo prima si chiamava Turbo Tape, Turbo Disk, Turbo quello che vi pare, perché compattavano il programma e poi lo scompattavano alla fine del caricamento nella memoria del computer. Ok? Quindi diciamo che Fast Loading e Biturbo forse si erano inventati un programma che comprimeva in modo migliore i giochi che loro mettevano sulle cassette, e allora Fast Loading e Biturbo. Ma non è che c'era una Maserati dentro, attenzione. Allora, vedete? Contenuto della cassetta, lato A, lato B, e qui partiamo già con tutti i giochi e la qualità. Ma poi anche, allora, parliamo anche della carta. Allora, la carta che ha usato il buon Giuseppe per stampare questi volumi è molto molto buona. Attenzione, non è una carta troppo sottile che poi magari è soggetta a danneggiarsi. Invece la carta non solo rende benissimo i colori, quindi datosi che doveva essere tutta un'opera completamente a colori, bisognava vedere anche il tipo di carta che doveva rendere bene, vedete l'arancione, il blu, e doveva rendere soprattutto quando andavamo a... È vero che erano pochi colori, però quei pochi colori che vengono usati su questo libro devono essere resi alla perfezione. Infatti guardate, qui c'è sta lo sfondo arancione, dentro c'è un gioco che ha a sua volta uno sfondo però arancione più scuro, vengono resi perfetti proprio anche dal tipo di carta utilizzata. Ok? Poi non solo, qui ci sono delle scritte che in alcuni casi sono anche molto piccole, e quindi bisogna dare merito anche al fatto che la leggibilità è molto molto buona. Io che non ci vedo per niente, ce leggo benissimo qua tutte queste scritte. Allora, stavo cercando, guardate, vi faccio vedere ovviamente non tutta l'opera, perché anche qui parliamo di altre. Se partiamo da 600, qui arriviamo 1100 e passa, quindi sono altre 600 pagine qua circa. Guardate che bello che era quest'altro gioco spaziale. Oh, e queste erano le immagini che a me piacevano tanto, Spectrum, e qui ci stava il Bob, che poi era una delle discipline di Winter Games su Commodore 64, il Bob. Allora, le musiche su Commodore 64 per noi, diciamo che siamo stati piccoli in quegli anni, sono qualcosa di indimenticabile. Io non scorderò mai la musica di Ghostbusters. Addirittura è un primo tentativo di karaoke, perché c'era la pallina, c'erano tutto il testo della canzone e la pallina che saltava sulla parola diciamo da cantare, era un primo approccio di karaoke. Quindi diciamo che il Commodore 64 ha fatto la storia per tanti motivi, tanti, e per tanti di noi. Allora, continuiamo a far vedere quest'opera. Vedete? Ci sono anche tutte le pagine finali, Special Program. Questa era la pagina finale di Vendo, Compro, Cerco, Trovo. Vedete? Vendo, Compro, Cerco, Trovo. Poi io dovrò cercarmi tutto quanto qua in mezzo. Voglio vedere, perché sicuramente ci sto pure io qua, sicuro. 071, no, 06 io devo cercare. Vendo programmi per C64, nastro e disco.
vendo C64 spaiante, la linea 2005 l'uno. Io mi devo trovare qua sopra, mi devo trovare. Me li devo mettere. Vendo CBM 64 ZX Spectrum 48K, divertentissimi ed appassionanti videogiochi su cassetta, lire 7000. Ogni cassetta contiene fino a 10 giochi. Vendo per CBM 64 e Spectrum moltissimi programmi a partire da lire 1000. Ragazzi, io me devo cercare, perché qui c'ero. Vendo per CBM 64 di buona qualità, tra cui Frankie, Beach Head 2, Karate, due tipi, Olimpiadi invernali, Summer Games, box eccetera, lire 2000 caduno. Delay Thompson Decathlon. Vendo giochi su cassetta, disco, giochi come Karateka, Toy Bizarre, Ghostbusters. Cioè, io mannaggia la miseria. Eccolo qua, un altro numero. Vedete che poi, come vi ho detto, tra l'altro l'ha messo pure dappertutto, questi qua sono le custorie delle cassette, andavano ritagliati e piegati lungo le linee tratteggiate e messi sull'involucro della cassetta, ok, che trovavamo allegato alla rivista. Guardate, qui addirittura c'è un gioco che si chiama The Great Gremlins. Ovviamente la grafica di questi giochi non è eccelsa, però a noi piaceva qualsiasi cosa, ci perdevano veramente tanto tempo per renderla più colorata e accattivante possibile, perché ovviamente le risorse delle macchine erano limitate. Non è come oggi che vedi, non ce la fa più la PlayStation 2, fammi uscire la PlayStation 3, o non ce la fa più la PlayStation 3, fammi uscire la PlayStation 4. Non ce la fa più l'Xbox, facciamo uscire l'Xbox 360, l'Xbox One, e quindi uno faceva uscire sempre cose più potenti. No, all'epoca una macchina, uno se la comprava, doveva durare anni, e quindi la sfruttavano al massimo, ok? E poi è bello che andando avanti con gli anni, con il tempo, i giochi, ovviamente i primissimi giochi erano molto diciamo molto semplici, sia dal punto di vista grafico, sonoro, di giocabilità e tutto. Chi c'ha i numeri di Zap, chi c'ha i primissimi giochi che vediamo recensiti, sono proprio, poi piano piano che i programmatori, tutti quanti quelli che disegnavano su Commodore 64 le scene dei giochi, si sono imparati ad usare al massimo le prestazioni di quella macchina, senza andare ad obbligare l'utente a te serve l'espansione, a te serve la scheda video accelerata, te serve... No, il Commodore 64 era quello. Ultimamente hanno fatto uscire Sonic che richiede la REU, l'espansione RAM, l'unità di espansione RAM, ma normalmente quella REU veniva usata solo con GEOS. Il GEOS è il sistema operativo del 64 a finestre, che ricorda molto macOS, diciamo, tra virgolette, girava tutto su floppy, senza nessun hard disk, senza niente, ok? E niente, quindi sfruttavano al massimo quello che ci avevano, non potevano andare oltre quello, e quindi alla fine i giochi, sfruttando le capacità, sono diventati sempre migliori dal punto di vista grafico, sonoro, di giocabilità e tutto. Allora, andiamo a vedere, guardate. Ma io vi voglio far vedere sempre, vi riporto alla qualità. Guardate queste due pagine, i colori tutti uniformi, ok? Questo arancione qui tutto uniforme, quest'altro tutto uniforme, il blu è tutto uniforme, vedete? Sembrano appena uscire dalla stampa. Oh, vediamoci un po' di pubblicità di altre riviste, i Magnifici 7, Top Play Games, Special Play Games. Guardate quante ne uscivano, poi c'erano pure i Magnifici 5, già l'abbiamo visto. Poi qua dietro che diceva, no, qua ecco, vedete, questa è la pubblicità, The Special Program, 32 pagine a colori, questa era dalla rivista originale, da non perdere.
Chop Flight, un elicottero targato Tomahawk. Ok, noi andiamo avanti, vedete qui ci sono anche le pagine che davano le istruzioni dei giochi, ok, che non erano fatte malissimo poi queste riviste. Allora, Stardust, allora vedete, allora qui vediamo questo un trapianto di cervello per il disk drive 1541. Allora vi ho parlato di come funzionavano i turbo disk e turbo tape, quelli software, ok? Quindi uno aveva il suo bel programma, lo salvava freccetta S col turbo tape e quello occupava meno spazio sulla cassetta e quindi ci metteva meno tempo a essere caricato. Poi si inventarono, diciamo soprattutto con il disk drive, non con la cassetta, ma con il disk drive, dei velocizzatori anche hardware. Allora a quel punto la cosa cambiò parecchio. Allora, il più famoso, quello che io avevo, si chiamava, vabbè, lo Speed DOS, oppure il ProLogic DOS, ProLogic Revolution, che si basava su un sistema operativo per dischetti che si chiamava Dolphin DOS. Ok? Allora, io vi racconto questa che è la mia esperienza, ma ce ne sono tantissimi altri. Allora, che cos'era questo ProLogic Revolution? Si trattava di mettere un chip aggiuntivo nel Commodore 64 e diciamo una scheda aggiuntiva nel Drive 1541. Ok? Che cosa faceva questo sistema? Allora, il drive era collegato sempre sulla seriale, ok? C'aveva la presa tonda, c'era una presa tonda e si attaccava alla presa seriale del Commodore 64 dove c'era scritto drive. Ok, ci si attaccava pure la stampante sulla stessa presa in cascata, non era un problema. Poi infatti il floppy dietro aveva due connettori, uno andava al 64, l'altro andava o a un altro drive oppure alla stampante, a seconda di dove lo volevate collegare. Allora, tramite questo ProLogic Revolution si poteva attaccare il drive anche alla porta parallela che c'era sul Commodore 64, si chiamava Expansion Port, però non è la porta della cartuccia, attenzione, c'era un'altra porta accanto alla seriale e quella era la porta parallela, accanto pure a quella del registratore. Quindi c'era prima questa che era la parallela, l'expansion, poi c'è stata quella del registratore, del dataset, poi c'erano la seriale, la presa video e poi c'era la porta di cartridge dove andavano messe le cartucce. Praticamente attaccando questo drive sulla porta parallela con il chip aggiuntivo nel Commodore 64 che quindi andava a prelevare i dati provenienti dal floppy sul 64 sulla porta parallela e col chip dentro al drive, tutto questo insieme come lavorava? Praticamente accelerava ma enormemente il caricamento da floppy. Pensate che per copiare un floppy normalmente ci volevano completo, diciamo una facciata ci volevano 3 passaggi, perché la RAM ovviamente era limitata del computer, invece con l'espansione con la 1764 con 256 KB in più lo facevo in una passata sola, però facciamo in 3 passaggi, ci volevano circa 2 minuti. Ok? Con questo ProLogic Revolution passavamo a 35 secondi. Ok? Quindi diciamo era un velocizzatore spettacolare ProLogic Revolution. Se vogliamo anche lo Speed DOS, però deve essere lo Speed DOS quello professional, quello che aveva il chip dentro al drive, il chip nel 64 ed il cavo che andava sulla parallela, che usciva questa piattina, bisognava farla uscire laterale al drive col connettore, si attaccava il connettore alla porta parallela, quindi drive attaccato seriale e parallelo. Sulla porta seriale riceveva i comandi e sulla porta parallela riceveva i dati. Quindi mentre prima normalmente il drive fa tutto sulla porta parallela, gli invii il comando, poi comincia a ricevere i dati e poi riceve l'altro comando, tutto sulla porta seriale. Mentre invece con il ProLogic Revolution, con lo Speed DOS Professional eccetera, i dati passavano su una porta e i comandi sull'altra. Una cosa spettacolare, e questo è quello che sono riusciti a fare andandosi a studiare bene
l'hardware, quindi proprio come funzionava dal punto di vista hardware il Commodore 64. Guardate questo invece, Memotech Speculator. Chissà che era questo, io non me lo ricordo proprio. Poi questo è un gioco, si chiama Paradroid, vendo, compro, cerco, trovo. Poi andiamo, io lo sto sfogliando velocemente, guarda, mi metto un po', mi metto in piedi così lo sfoglio così. Allora, guardate, Double Planets, Gummi, sono veramente delle cose veramente bellissime queste. Io mi sfoglierò, farò un tuffo enorme nel passato con queste riviste. Altre pubblicità, Special Play Games, guardate il gioco. Ovviamente questo era marketing, far vedere delle cose spettacolari. Questo era il gioco come lo vedevamo sul televisore, perché non ci scordiamo mai che il Commodore 64, così come il VIC-20, lo Spectrum, diciamo, si potevano attaccare al televisore di casa, e fu quella una vera rivoluzione, perché uno non doveva spendere dei soldi aggiuntivi per un monitor. Oh, eccolo, Wargames. Questo è un altro numero di Wargames che vi ho fatto vedere lì, la rivista, e quella rivista mo la vado, appena finita la live la vado a rimettere esattamente dove l'ho presa, è rimasta sempre lì per tanto tempo. Io sto continuando a sfogliare, per vedere se c'è qualcosa che vale la pena. Giochi e trucchi, vedete, poi c'erano ovviamente i programmatori, si lasciavano quelle che dice la backdoor. Se vi vedete Wargames, giochi di guerra, il film con Matthew Broderick, praticamente quando lui va a chiedere informazioni su quella che lui pensava essere la Protovision, uno dei due, chiamiamoli così, sistemisti che stavano lì, comincia a parlare di questa backdoor. Ma tu parli della nostra backdoor? Qualsiasi programmatore si lascia delle chiavi, dei sistemi, dei trucchi per andare a testare il proprio programma in determinati punti, e soprattutto con i giochi, e quindi nacquero poi le riviste che diffondevano questi trucchi per andare avanti nei giochi, che molto spesso erano delle POC da dare, delle SIS. Ricordiamo che POC e SIS puntano a delle locazioni di memoria, ma lasciamo stare, perché sennò poi si va nella programmazione del Commodore 64 e non è l'intento di questa live andare a vedere come si programmava il Commodore 64, come si andavano a riempire le locazioni di memoria. Perché oltre al BASIC, il Commodore 64, quello che l'ha reso anche molto famoso è che si poteva bypassare il BASIC, scrivere direttamente un programma in linguaggio macchina, in assembler, e quindi Hacker, il super copiatore. E qui, come vi ho detto, con vendo, compro, cerco, trovo, nacque praticamente la pirateria informatica, e quindi cominciavano a uscire anche tutte le cartucce. Io, come vi ho detto, mio zio aveva la New Final Cartridge, che però lui utilizzava solo perché velocizzava il caricamento, ma quella New Final Cartridge aveva il pulsante freeze, tramite questo pulsante su quel programma che stava nella memoria potevi fare tutto, lo potevi salvare su un altro floppy, lo potevi rendere avviabile. Guardate che, e poi da quella poi uscì pure la Capita in Mickey, uscirono talmente tante di quelle cartucce che permettevano di diciamo tra virgolette farsi una copia di backup del software, che non finivano mai. Ma lo stesso ProLogic Revolution che io vi ho nominato prima, il ProLogic Revolution aveva un'altra funzione, non vi ho detto. Allora, normalmente originale il Commodore 64 sul floppy, eccolo, su questo floppy qui poteva scrivere 35 tracce, ok? Perché lui andava a tracce, no? A kilobyte eccetera.
c'erano i blocchi e c'erano le tracce. Lui riusciva a scrivere 664 blocchi su 35 tracce. Col Prologic Revolution arrivavamo alla 41esima traccia, cioè vi dico tutto. Le software house molto spesso utilizzavano le tracce oltre la 35 con degli errori particolari che, se non c'erano quegli errori, praticamente il programma non partiva. Ok? Questo quando parliamo di floppy, di floppy. Però con questi Prologic Revolution, Speed DOS, che lavoravano fino a 41 tracce, a quel punto si poteva copiare tutto, e vi ho detto tutto. Quindi questo poi me lo andrò a leggere, perché Hacker, il super copiatore, non l'avevo letto, non me lo ricordo. Guardate, io sto facendo veramente un salto nel passato insieme a voi con queste riviste. Guardate, questo addirittura in una sola pagina, i magnifici 7 Special Play Games e Top Play Games. Cioè era un appuntamento fisso. A me ultimamente hanno levato l'edicola dove io andavo quando ero piccolo, perché io quando ero piccolo uscivo da casa e si passava, io per andare a scuola alle medie dovevo passare per forza davanti a un'edicola, e l'edicolante ovviamente aveva esposti tutte queste riviste per tutti i computer dell'epoca, quindi per lo Spectrum, c'erano anche per il Philips, per l'Atari 1084S, l'Atari ST, c'erano per tutte, quindi su disco, su cassetta, una marea di roba, tutta esposta ovviamente, perché poi i bambini che passavano lì davanti qualcosa si compravano sempre, come me. Guardate, questo è un altro numero di Wargames, che poi non ho capito, io questo me lo ricordo, anno 1, perché questo è anno 1 numero 1, questo è il numero 1 di Wargames. Mamma mia, questa mi piace troppo a me, queste riviste, queste cose. Ice Palace. Allora, va bene, Wargames l'ho fatto vedere. Questo è Ice Palace. Brrr, che freddo. Veramente, veramente. Guardate, come vi dicevo, marketing. Si faceva un bel disegno accattivante che portava l'utente a comprare, e quello che compariva a video. Non era male questo qua come grafica, ci stavano pure parecchi colori, vedete il cielo, il prato, la macchina tutta colorata, i segnali stradali, insomma non era male, però certo, marketing e poi alla fine quello che uno riceve. Vedete, qui inizia un altro numero, 20 giochi, 10 C64, 10 Spectrum 48K. Cerchiamo un collaboratore pratico dei sistemi MSX. Mo chiamo, vedo se gli serve ancora. Importante, cerchiamo un collaboratore pratico dei sistemi MSX. Voglio vedere, mo li chiamo, gli dico: senti, eccomi qua. Che ve devo fare? Che vi serve? Quanto mi date? Come si usa al giorno d'oggi. Mentre una volta uno lo faceva per la gloria, per essere conosciuto. Calcetto, questo è qualcosa di spettacolare. Era il calcio balilla questo, Allora, era pure fatto bene, su Commodore 64. Guardate che i giochi su Commodore 64 hanno fatto la storia proprio perché non erano malissimo. Attenzione. E questi poi hanno pubblicato proprio il mondo, perché... Oh! Negli anni 80 ci fu un telefilm che ci siamo visti tutti, pure se eravamo piccolini. Era tra virgolette di paura, anche perché questo lucertolone che vedete qua aveva una maschera che era umana, se si strappava la maschera dietro c'era questo bel lucertolone, ok? E per l'epoca effetti speciali a go-go, i Visitors che erano gli alieni che venivano ad invadere la Terra, Diana che voleva conquistare la Terra, poi venne fatto pure un remake con la figlia di Diana, vabbè. Però diciamo ebbe molto successo e fecero anche dei videogiochi. Commodore PC40, la tecnologia avanza, vedete qui già si comincia a parlare dei primi PC, ok? 6 MHz, 640
di serie e di 640k l'hard disk da 20 mega. Beh, 640k di RAM, 20 mega d'hard disk, beh, oh, da non farcelo perdere. Comunque vabbè, MS-DOS ovviamente. Mamma mia. Allora, CPU 8286 a 6 MHz. Adesso che i gigahertz non ci bastano più. Allora, RAM 640k, memoria di massa 4 porte per, drive floppy da 5,25, hard disk 3,5 da 20 mega, hard disk aggiuntivo da 40 mega opzionale, se lo volete pagare. Slot di espansione, 8 slot di espansione AT compatibili, manco ISA, ancora prima dei slot ISA. Scheda grafica AGA, Advanced Graphic Adapter, con grafica ad alta risoluzione e testo, integra le caratteristiche delle più diffuse schede grafiche aggiuntive. Testo 132 colonne, 64k di memoria video, contro i 640 di memoria totale, va bene. Grafica 640 x 200 punti a 16 colori. Adesso non ci bastano più 17 milioni di colori, già si parla di miliardi di colori. Poi se alziamo la risoluzione a 720 x 200 diventa monocromatico. Vabbè, questo è per dirvi la storia, perché poi tutto è nato da qui. Tutto è nato da qui, eccoli i primi computer. Dice, ma che ci facevate? Ah, non lo so, ci girava Lotus 1, 2 e 3, che era una specie di Excel, ci girava il Turbo Pascal, il Pascal, non lo so che ci faceva, ma che ne so. Skyfox, comunemente detto Skifox. Skyfox, ragazzi, è una cosa bellissima. Qui continuiamo con le pubblicità di Wargames, bellissime queste immagini di Wargames, guardate. Oh, questo ce l'avevo perché, a parte che mio padre poi alla fine cominciò a giocare sempre su floppy e ce l'ho originale al Chess Master 2000, ma guardate il Colossus Chess, che spettacolo che era. Allora, per gli amanti dei giochi degli scacchi, su Commodore 64 ne sono usciti tantissimi. A me piaceva tanto giocare a scacchi e ci giocavo anche col Commodore 64. Addirittura uscì Battle Chess, che erano gli scacchi animati che tu giocavi a scacchi, però quando un pezzo mangiava l'altro c'era tutta un'animazione che veniva caricata da dischetto ogni volta. Normalmente le scacchiere erano in 2D, quindi così, però molti giochi permettevano la visuale in 3D, come questo Colossus Chess, ok? Ebbero molto successo. Il Chess Master fu quello che ebbe più successo di tutti, anche se questo Colossus Chess non era da meno. Molto bello pure Colossus Chess. Come vedete, io quello che sto rivivendo insieme a voi, sfogliando questa rivista, questo libro, perché non è una rivista più, è un insieme di riviste, quindi è diventato un libro. Sfogliando questo libro ovviamente mi ritornano alla mente dei ricordi. Guardate, questo si rifà alla serie dell'Incredibile Hulk, perché qui ancora non erano usciti i film, qui c'era la serie TV dell'Incredibile Hulk, dello scienziato che con i raggi gamma diventò Hulk e andava in giro, lui cercava di aiutare le persone, poi passava da una città all'altra, proprio per questo problema che lui aveva, che si trasformava nell'Incredibile Hulk se si arrabbiava. Miami Vice, vedete, tutti i telefilm che all'epoca avevano un successo enorme, ma c'erano successo perché le televisioni erano poche, non c'erano tutte queste reti televisive che ci stanno adesso, che noi abbiamo fatto per esempio, ecco, per un mese l'abbonamento a Netflix, però poi c'è ancora qualcosa che sta ancora su Infinity e io Infinity non ce l'ho, poi c'ho Prime Video, c'ho Disney Plus, cioè comincia a essere troppa roba da vedere e io sinceramente ultimamente non sto vedendo più neanche, tra un po' scade pure l'abbonamento, devo ancora vedere un sacco di cose, ma comunque troppa roba. All'epoca quello c'era la sera e quello si vedeva, cioè c'erano 4-5 cose da vedere e basta, non è che c'era tutta questa scelta, e quindi uno se le vedeva e le cose ci avevano successo, ti rimanevano impresse, capito? Era tutto un modo diverso di vedere la vita, non che sia sbagliato quello di adesso, ci mancherebbe. Adesso abbiamo tutto on demand, quando vogliamo vediamo, cioè non è che dobbiamo stare oggi alle 8:30 fanno quel telefilm e devo stare lì per forza alle 8:30, no,
che ore so, le 11 di mattina, mi metto play e me lo vedo, c'ho 5 minuti, c'ho un'oretta e me lo vedo. Guardate, questo era pure Strike, che era il bullying. Poi che altro ve lo fa vedere? Qua ho visto Flippy, il flipper, Flippy, vedete che gli cambiavano nome perché secondo loro cambiandogli nome non era pirata il gioco. Vabbè, il nuovo Spectrum Plus 2, vediamo se c'è un'immagine. Sì, vedete, questo è quello che io vi dicevo, lo Spectrum Plus Sinclair con la cassetta incorporata, vedete? Sta tutto messo dentro alla stessa tastiera, capito? Quindi avevano visto che diciamo lo Spectrum da solo era un po' scomodo pure attaccarci il registratore, eccetera, e allora fecero questo Spectrum ZX Spectrum 2, tra l'altro c'aveva pure più RAM se non mi ricordo male, questo 128, è certo, da 48k siamo passati a 128. Beh, è bello pure questa macchina è bellissima pure questa, non è da sottovalutare. Vedete come poi sfogliando queste riviste si va anche, ecco una serie di film che ebbe un sacco di successo, by George Lucas, Indiana Jones, e quindi facciamoci giochi pure su Indiana Jones. Continua a uscire sempre Wargames. Su edicola8bit.com trovate tutte le altre riviste, se le volete andare a sfogliare online andate su edicola8bit.com. Guardate una cosa, questa è la rubrica vendo, compro, cerco, trovo. Guardate come è scritta più piccola rispetto ai primi numeri, cioè ricevevano talmente tanti annunci, guardate, scritte fitte piccole, che ovviamente loro cercavano di pubblicarli tutti su ogni numero e quindi hanno dovuto mettere diciamo un carattere talmente piccolo che questo neanche più si legge. Io qua non ci riesco a leggere, me devo mettere ovviamente mi metto o col cellulare o con una lente di ingrandimento, ma vedete che è tutto fitto anche qui e qui, cioè hanno rimpicciolito al minimo il font perché più piccoli così risultava illeggibile. Però questo era il momento in cui la pirateria dei giochi ha raggiunto l'apice, secondo me, perché poi ovviamente anche sui vari giornali locali qui a Roma c'era Porta Portese, c'era una rubrica proprio dedicata a elettronica e computer, e lì c'era tutto: io vendo giochi per Commodore 64, Amiga, eccetera, vendo giochi per MSX, vendo giochi per ragazzi, era diventata quasi incontrollabile. Eccolo il gioco dei Visitors, vedete che spettacolo. Io vi sto facendo, qui andiamo avanti sempre con Wargames che vi ho fatto vedere. Wargames, giochi di guerra, qui sempre più piccolo, questa è sempre la stessa rubrica che vi dicevo, e qui ovviamente per pubblicare da loro era gratis, bastava compilare questo modulo che vedete qui. Compilavate questo modulo, inviavate, prezzo solo del francobollo, e loro vi pubblicavano l'annuncio. Siccome queste riviste avevano una tiratura enorme, avevano una grandissima tiratura, allora conveniva. Questi hanno dei giochi che veramente vabbè, questo mese ne dico le Magnifici 7, film o videogames, Highlander, Top Gun, vedete, per quelli come me questi sono film, sono pietre miliari del tempo, insomma. Ti è Aliens, Cobra, Howard the Duck, Il destino del mondo, La grande fuga, Labyrinth. Vabbè, Labyrinth pure è una cosa prodotto dalla Lucasfilm, cioè veramente grosso guaio a Chinatown e cortocircuito. Cortocircuito era il robottino che aveva preso vita tramite un fulmine, era diventato Io sono vivo, numero 5, io sono vivo, bellissimi, cioè
sono delle pietre miliari che poi hanno fatto pure i giochi. E guardate i giochi quelli semplici che adesso stanno spesso sui cellulari, la pallina che rimbalza, che deve rimbalzare e rimanere all'interno di un percorso. Quella nacque su Commodore 64, su computer vecchissimi, e poi l'hanno fatto pure l'app per il cellulare, e quindi ce l'abbiamo anche adesso. Ma perché il Tetris non c'è sta pure per cellulare, non c'è sta Arkanoid, eccolo. Parli del diavolo ed ecco qua Brick, che poi sarebbe Arkanoid, vedete, quello è Arkanoid 1, poi uscì Arkanoid Revenge of Do. A me gli Arkanoid mi piacevano tutti, addirittura io sul VIC-20 per giocare a Seawolf, altra parentesi, tanto a me piace parecchio condividere con voi quelli che sono gli istanti della mia vita. Allora, volevamo giocare contemporaneamente con mio padre o con mio fratello al Commodore VIC-20, ok? E non c'erano tanti giochi in cui potevi giocare contemporaneamente in due, anche perché ricordiamoci, il VIC-20 aveva una sola porta joystick, non come il 64 port 1 port 2, no, ce n'aveva una sola, ok? E allora cerca, fai e dice, trovammo che c'erano una coppia di controller chiamati Paddles, i Paddles. Ovviamente io ho tutto di questo che vi sto raccontando, ho tutto testimoniabile, i Paddles, e c'era un gioco che si chiamava Sea Wolf, ok? Erano due sottomarini uno sopra l'altro, che erano amici tra loro, non si potevano distruggere uno con l'altro, che dovevano distruggere le navi in superficie. Quindi era una specie, la schermata sembrava Space Invaders, con due astronavette però un po' più allungate, due astronavette sotto che facevano soltanto destra e sinistra, perché il paddle lo potevi fare solo destra e sinistra, e poi c'era il pulsante fire, ok? Sopra il paddle c'aveva il pulsantone fire per sparare, e tu sparavi e sopra passavano, c'era tutta una parte che rappresentava il mare, ok? E sopra passavano sempre le navi, chi più grandi chi più piccole, e vinceva ovviamente chi faceva più punti, quindi chi distruggeva più navi. Poi c'erano le navi piccole, le navi più grandi, quelle più piccole erano e più punti ti davano. Diciamo, era un gioco così, molto, diciamo, dal punto di vista grafico molto semplice, però le partite che ci siamo fatti con quel gioco, perché si giocava in due contemporaneamente, cioè veramente infinite. E qui parliamo del VIC-20, perché poi sul 64 di giochi che si fanno in due, a partire dal calcio, quindi dal partire dall'International Soccer, quello con la Commodore, proprio il primo, neanche calcio replay, perché poi da International Soccer, che era quello là con i due giocatori, uno grandi, per selezionare il livello di difficoltà se si voleva giocare contro il computer o selezionare i colori delle magliette, poi quando si cominciava a giocare, vabbè, c'erano tutti i giocatorini piccolini, e quello si giocava così, era soltanto un gioco di calcio, durava un tot ogni tempo, durava un tot tutta la partita, e poi alla fine c'era la consegna della coppa a chi aveva vinto. Vabbè, questo era quello semplice. Poi fecero calcio replay e ci aggiunsero la possibilità che quando segnavi premendo il tasto R potevi vedere il replay dell'azione, quindi gli ultimi secondi prima che il giocatore mandasse la palla in rete. Già quello fu un'evoluzione, e poi da quello però partirono e riuscirono a fare anche i tornei, quindi le partite non finivano lì. Quando tu giocavi una partita era finita lì, potevi fare tutto un torneo, quindi le partite venivano salvate, si andava avanti, insomma da quel calcio molto semplice poi partì tutto un mondo. E questi sono tutti i ricordi che io ho della mia infanzia, e quindi ve li sto condividendo con voi. Tanto tra 5 minuti ho finito, siamo addirittura d'arrivo, perché tanto qui mancano poche pagine. Comunque quello che vi voglio portare all'occhio alla fine di questa live è la qualità con cui l'amico Giuseppe ha realizzato quest'opera veramente veramente fatta bene, diciamo. Ci ha perso tanto tempo, e io mi sento di consigliare a tutti gli appassionati come me di queste riviste, a tutti quelli che come me le compravano a quell'epoca, in quei tempi, di acquistare
acquistare quest'opera, tenerla lì, magari farla vedere a qualche altro amico quando ti viene a trovare, perché so veramente un tuffo nel passato. Guardate questo, arrembaggio, io me lo ricordo sto gioco arrembaggio, che però vabbè, poi sull'ultimo volume, come andremo a vedere, c'è una chicca che poi andremo a vedere insieme, ok? Comunque bello bello bello, va. Indossa le tue riviste preferite per un'estate special in edicola con i fantastici numeri di giugno, special play games, special program. Non aspettare, prenota nella tua edicola. Questi avevano fatto le magliette, io non ce l'ho purtroppo, vedete? Indossa le tue riviste preferite. Mi sa che avevano fatto proprio le magliette. The Legend of Sinbad. Ma non vedi che si erano inventati per Commodore 64? Questo non lo sapevo. Bodylink, la ginnastica col 64. Quello che adesso fanno tutti questi attrezzi Bluetooth, gli orologi, smartwatch eccetera, mazza, all'epoca già lo facevano. Te mettevi sta cintura, vedete, collegata con quella cartuccia al Commodore 64, sempre con dei cavi ovviamente che erano lunghissimi, cioè facevi ginnastica e sicuramente il Commodore 64 ti faceva da cardiofrequenzimetro. Oh, guardate un po', questo è il 128 normale, 400.000 lire, può essere. Poi c'è stato ZX Spectrum Plus. Guardate, gli home computer ora parlano italiano. Quello dovrebbe essere il C128 normale, non desktop. Poi di qua questo è lo ZX Spectrum Plus, quello bellissimo, quanto l'ho usato pure quello. Poi qui c'è un esempio di Commodore 64 con stampante e dataset, ovviamente non originali né a stampante né a dataset. Quindi calcolate che l'Amiga 2000, cominciamo a far vedere qualcosa di Commodore Amiga 2000, guardate che roba. Cominciavano ad uscire, ovviamente si va avanti anche con Wargames, con Wargames si va avanti. La stampante, pregi e virtù. Allora, guardate qui, ecco la MPS 803, io ce l'avevo color panna, poi dopo la comprai anche color nero, però lo stesso colore del biscottone praticamente. Quanto l'ho usata quella stampante voi non avete idea. Io con quella stampante, vabbè, tanto qui poi sfoglio veloce per vedere, così se ormai non c'è qualche altra cosa da vedere, qualche altra cosa. Labyrinth, qui c'è il gioco di Labyrinth, vabbè, a parte che andiamo avanti sempre con Wargames, qua vedete Wargames, a parte quello non... ok, vendo, compro, cerco, trovo. Qui ci sono stampate, vedete, fino a 38 addirittura le cassette. Allora, la stampante, finiamo parlando della stampante. Allora, io mi ero fatto da solo, come sapete io ero programmatore, il 64 l'ho programmato in tutte le salse, anche io comprai il Commodore 64 proprio perché il VIC-20 con tutta l'espansione era 16K non mi bastava mai, perché io facevo dei programmi lunghissimi, sempre out of memory, basta comprare il 64. Il Commodore 64 io l'ho usato cioè sfruttando al massimo anche le sue doti di archiviatore, perché sfruttando i file sequenziali relativi rel e seq come estensione c'avevano nella directory, si potevano andare a memorizzare grandissime quantità di dati. Quindi io ci avevo archiviato tutti i vinili, voi lo sapete, tra poco, finito questa, diciamo, questa serie, cominceremo ad archiviare i vinili, perché io l'archivio che ho dei miei vinili, dei primi di circa 2000 vinili, è nato sul Commodore 64, poi lo passai su Amiga e poi su PC, però non l'ho più incrementato, è rimasto sempre quello, e quindi praticamente va incrementato pure di informazioni, perché all'epoca sì, potevo mettere quello che mi pare, però diciamo c'era della limitazione. Però io avevo fatto dei programmi e quindi io prima di andare a fare il DJ stampavo con l'MPS 803
la lista di tutti i vinili, anche perché non potevi portarti dietro 2000 vinili, era impensabile. Io ce l'avevo in cantina tutti belli messi dentro le mie cassettine, e quindi facevo scegliere, se dovevo andare a fare un evento, a chi ha organizzato l'evento, quali vinili vuoi, e quindi io stampavo. Poi c'era la stampa di tutti i giochi del Commodore 64, i programmi, i giochi Amiga, i programmi Amiga, chi più ne ha più ne metta. C'era archiviato un po' di tutto, c'erano archiviati anche, non i libri, ma i fumetti. I fumetti erano archiviati sul Commodore 64, e sta stampante cioè stampava, che era una bellezza. L'inchiostro, quando finiva, io avevo l'inchiostro per i timbri, ce lo passavo, lo giravo con la rotellina, lo rinchiostravo, e quello rifunzionava per un'altra marea di pagine. Non c'era il problema come oggi di queste cartucce che finiscono, poi quelle compatibili te rovinano la stampante. No, tutti questi problemi non c'erano. Uno affrontava la grande spesa, che era l'hardware, quindi la stampante, quindi acquistare fisicamente la stampante, e poi non c'erano altri problemi, al di là della carta, che spesso e volentieri c'era carta di recupero, me la portava mio padre dall'ufficio, perché loro usavano le stampanti sempre a modulo continuo, però sul modulo continuo c'erano attaccati i fogli A4, quindi loro sul modulo continuo c'era la parte dietro che non veniva usata, perché poi veniva staccato facilmente il foglio A4 e rimaneva la parte dietro perfetta. E quindi mio padre, quella era diciamo carta di scarto, se la faceva dare e me la portava a me, io la utilizzavo come carta per stampare e andava benissimo. Ancora adesso la usiamo per fare i calcoli, per fare i disegni, come block notes, quella carta forellata, ed era carta normale, una carta anche abbastanza spessa, per carità. Tra l'altro la MPS 803 aveva questa funzione che, diciamo, secondo me è grandissima, perché io prima ancora avevo la 6 coscia GP100 VC, la 6 coscia che funzionava solo col modulo continuo, mentre l'MPS 803 tu, a parte che il modulo continuo era un accessorio a parte che andava acquistato a parte, e vabbè, perché l'MPS 803 nasce per i fogli A4, quindi non per il modulo continuo. Però questo modulo continuo tu lo potevi incastrare sopra e ci mettevi la carta a modulo continuo, oppure staccavi questo modulo continuo, mettevi i fogli A4. Tra l'altro all'epoca io anche a scuola utilizzavo parecchio il computer, facevo le tesine, le volevo stampare in doppia copia, senza che stampavo due volte diciamo, la tesina, ma c'era la carta carbone, tu mettevi due fogli A4 e quella stampava, e veniva stampata la parte sopra normale, originale, e poi dietro con la carta carbone c'era la copia, quindi veniva stampata in due copie in una volta sola, così non sprecavo troppo nastro. La carta carbone c'era, non costava neanche tanto, anzi ultimamente mio padre ha buttato un coso così alto di carte carboni dell'epoca, degli anni 80, è stato là per tanti anni, alla fine ha detto: ma che ce devo fare? Ha preso e ha buttato sta carta carbone. Io saluto mio padre e mia madre sempre, grazie per tutto quello, per l'infanzia bellissima che ho vissuto, e niente, siamo arrivati addirittura di arrivo di questa live, è un'ora che sto parlando, quindi abbiamo visto questo volume 2 di special program con tanto di aneddoti. Ho raccontato un po' quello che è la mia esperienza diretta con quello contenuto, con quello che contiene quest'opera ottima di Giuseppe Di Lillo. Trovate tutte le info in descrizione per andare ad acquistare quest'opera. Io vi consiglio di acquistarla perché ne vale veramente la pena. Allora, in chiusura, oltre a www.edicolo8bit.com, andatela a vedere perché è un sito enorme, sono più di 10 anni che Giuseppe ci si dedica, dentro ci sono quasi tutte le riviste che sono uscite in quegli anni per Commodore 64, 128, ZX Spectrum, eccetera. Andate su RenyJ Store, vedete qui sta passando adesso, renyjstore.it, lì troverete tanto materiale riguardante la musica, giradischi, CDJ, mixer, casse, amplificatori, mobiletti, tutto quello che vi serve per fare le dirette, insomma tanto materiale che poi andrete comodamente a comprare su Amazon. Da questo renyjstore.it potete andare anche su Il Mondo del Vinile,
It. Se siete patiti come me di dischi in vinile, andateci, così troverete ben organizzati e divisi per categorie i dischi in vinile che sono in vendita su Amazon. Ok? Sempre su Amazon è in vendita tutto il materiale che troverete su classe74.it. Classe74.it ci sono anche delle pagine di difficile reperibilità di Amazon che ci sono sul sito di Amazon, ma sono un po' nascoste, un po' complicate da trovare, e invece io vi ho messo direttamente tutti i link, facilmente cliccate e troverete tutto quello che vi interessa riguardo quel link che siete andati a cliccare sul sito classe74.it. Poi ho fatto un altro sito molto molto bello che è starwarsstore.it. Star Wars Store riguarda la galassia lontana lontana, Guerre Stellari, il merchandising che ha girato e gira ancora intorno a Star Wars, così come pure Lego Star Wars. E da Lego Star Wars andiamo proprio su un'altra mia passione, che sono i Lego. Più volte vi ho fatto vedere che appena abbiamo un attimo libero dobbiamo fare questo Lego Friends, e poi il Lego che sta lì dietro, che è Lego Star Wars. Ok? Legolando.it, andate sul sito legolando.it, dedicato prettamente ai Lego che sono in vendita su Amazon. Ok? Penso di aver detto tutto. Ci vediamo domani per un nuovissimo episodio di questa serie di 6 episodi dedicati a Special Program, l'opera bellissima realizzata dall'amico Giuseppe di edicola8bit.com. Ok? Ci vediamo domani. Io metto la sigla finale così. Allora, mettiamo la sigla finale. Eccoci qua. Ciao a tutti. Sono le 11:12 di questo 10 gennaio 2023. Grazie per essere stati con me. Oggi è martedì, è uscito pure il sole qui a Roma, guardate, è incredibile, eh? Si vede da quella finestra che ho lì, no, così, eccola, questa è una finestra, questo è tutto il sole che entra. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me, grazie, buon pomeriggio, buona giornata, ciao.